Come ogni anno Porto Empedocle ricorda questi due aviatori che hanno perso la vita e che si sono, diciamo, immolati per non avere danni verso la popolazione. In modo particolare oggi ricorrono 25 anni dal loro eroico sacrificio, perché, come è già stato detto in più occasioni, i due aviatori hanno evitato col loro gesto che si potesse realizzare una strage. Loro si trovavano a sorvolare la nostra costa e, avendo un'avaria al motore, hanno preferito, piuttosto che far cadere, tenete conto che era il 20 agosto del 99, quindi le spiagge erano fortemente affollate, e quindi loro hanno preferito portare l'aereo in sicurezza verso il largo. Purtroppo però nel momento in cui ha deciso di lanciarsi era ormai troppo tardi. Quindi oggi ricordiamo con grande nostra volontà, e da parte anche del generale Casella, che ha voluto insieme con noi questo monumento, il gesto eroico di questi due aviatori, e che possa servire ad esempio soprattutto in questo momento di grandi turbulenze di guerra che viviamo, sia per quanto riguarda il nord Europa sia per quanto riguarda la parte dell'Israele e Gaza, che possa essere ad esempio e monito, perché la guerra porta sempre tragedie e quindi è necessario che si trovi un punto di incontro e la pace. Questo monumento è la testimonianza ad un gesto eroico di due ragazzi, due giovani che hanno sacrificato la loro vita per salvare quella degli altri. Sì, 25 anni fa sono morti due aviatori che hanno sacrificato la loro vita dimostrando una grandissima professionalità, ma soprattutto un grandissimo altruismo. Come ricordate questi eventi relativamente a questo caso, oppure diciamo ad altri casi che succedono? Guardi, la dimostrazione di quanto siamo vicini ai nostri colleghi è la presenza di non tanto soltanto mia come rappresentante dell'istituzione di Stormo, ma anche dell'Associazione Arma Aeronautica di Catania, in forze, numerosa, perché è una dimostrazione di continua vicinanza sia agli aviatori, che purtroppo sono caduti allora, ma in generale una dimostrazione di quanto facciamo squadra costantemente a cavallo delle generazioni. Costruttore di questo monumento che abbiamo voluto dedicare ai nostri due colleghi Giuseppe Cornacchia e Marco Co, che si sono sacrificati per salvare la vita di tante persone innocenti. Oggi nel 25° anniversario di questo evento, perché è accaduto il 20 agosto del 1999, abbiamo voluto dare risalto a questo loro sacrificio, perché siamo sicuri che quello stesso spirito che ha permesso a loro di salvare la vita di innocenti sacrificando la propria possa suscitare tante emulazioni, soprattutto nei giovani, ma anche nei meno giovani. Proprio oggi abbiamo avuto la soddisfazione di avere un ragazzo qui di Favara, l'allievo Russello Salvatore, che ha vinto il concorso all'Accademia Aeronautica e oggi sta volando a Latina per conseguire il brevetto di pilota d'aeroplano.